Sì, c'è da fare i conti anno per anno con questi eventi, anno per anno, e quindi le difficoltà del mondo agricolo sono straordinariamente più grandi che non nel passato. Qua cosa abbiamo fatto noi? Per esempio oggi abbiamo fatto il secondo blitz, ora li faremo settimanalmente, stavolta credo in dei supermercati, e stavolta nel mirino è finito un olio che, insulto all'intelligenza e al buonsenso, definito extravergine di oliva, viene venduto a 2,5 euro. Vorremmo capire che olio è. Se oggi soltanto per raccogliere le olive ci voglia il doppio più o meno di questo prezzo dell'olio. È materia sofisticata, da dove viene? Beh, non possiamo che perseguire chi vende e chi fa queste truffe, se truffe ci sono, dopo che il nostro istituto zooprofilattico, che è dotato di strumentazioni che consentano di verificare di che si tratta, ci avrà detto appunto di che cosa si tratta. Sospettiamo chiaramente che le cose non vanno. Abbiamo contestato il trattato che l'Europa ha fatto col Marocco a proposito di importazione di prodotti agricoli, intendiamo batterci ancora di più, lo dico a chiare lettere, perché su questo trattato si torni indietro. E se c'è da scendere in piazza, bisogna scendere in piazza a Bruxelles e a Roma in ordine a queste cose, piuttosto che venire così a passeggiare dalle parti di Palermo e dintorni. E questo lo facciamo, così come abbiamo fatto ricorso alla Corte Costituzionale per alcuni punti del decreto Salva Italia che penalizzano la Sicilia e la sua autonomia, compresa la liberalizzazione in materia di orari dei supermercati e dei megamercati, che già hanno distrutto, hanno rovinato il piccolo commercio, ma poi soprattutto hanno aggredito la nostra produzione agricola, dal momento che i megamercati, gli ipermercati e la grande distribuzione ha più facilità ad approvvigionarsi presso mercati nei quali i prodotti agricoli provenienti dall'estero hanno costi molto molto più bassi dei nostri.